14ª edizione della Crociera della Musica Napoletana, siamo a bordo della MSC Musica e io sono in compagnia di Gino Rivieccio. Allora Gino, 43 anni di carriera, cinema, teatro, televisione, ma ti sei mai esibito però su una nave da crociera, su un teatro galleggiante? Guarda, è successo ma troppi anni fa, per cui me lo sono dimenticato e voi mi avete offerto l'occasione per riprovare questa emozione, poi al Teatro La Scala, perché questo teatro si chiama proprio così, La Scala, un teatro di 900 posti, bellissimo, sulla MSC Musica, e sono contento quindi stasera di esibirmi, per me insomma in una versione inedita, con un pubblico anche notoriamente diverso da quello teatrale, anche se c'è tanta gente che frequenta per fortuna il teatro e che stasera è qui, che ha scelto di stare con noi una settimana su questa splendida nave da crociera che toccherà delle bellezze come l'isola di Catacolon, come Creta, alla quale sono stato nel 90, quindi un Marigord, e Santorini che invece non ho mai visto e visitato e che grazie alla MSC Musica e grazie a voi visiterò giovedì. E Gino, noi siamo felicissimi di vedere il tuo spettacolo stasera. E cosa hai preparato per i nostri ospiti? Ma stasera faccio un mio monologo che 50-50 è tratto diciamo dai miei spettacoli, sono da solo e con però alterno i monologhi alle canzoni e di preparazione a quello che sarà poi il mio spettacolo invernale che per i napoletani sarà al Teatro Augusteo dal 17 marzo e si chiama Rimettetevi comodi e riprende un titolo del 2005 e là era Mettetevi comodi. Siccome nel frattempo in questi 3 anni insomma ci siamo un po' persi di vista, io e il pubblico, quindi rimettetevi comodi, muovi chi, insomma. Allora, grazie mille per essere qui con noi non vediamo l'ora di vedere il tuo spettacolo e il divertimento continua. Grazie a tutti, a presto, ciao!